Dove andiamo? Stiamo andando a vedere la Sardegna in miniatura. Molto e bene. anche il parco con i dinosauri. Dinosauri, Yes. molto bene. E giravamo, lì sta riconosciuto il logo. E ogni tappa vi A me mi sta per mangiare. E noi ogni Biglietteria di qua. Lo prendo anch'io di quello. Probabilmente è quello. Vediamo un po'. Quante bianelle hai? Adesso è andata. Timbro, poi rientrare dopo, che magari sei al ristorante mi sembra che se non me ne vuoi fare le dicevi. Cosa avete fatto? Non maniamo. No, qua non siamo venuti perché era ancora chiuso. È tutto cambiato, no? Allora io l'avrò vista. Facciamo 25 anni l'anno prossimo. Allora vedi. Appena appena. Avevo Simone in gita da semestre, ne eravamo andati. Simone 2 anni. Io 2 anni, avevo piccolino. Lavorare qua, camminare lì. Sì, me lo ricordo che tutto cambiato. Col villaggio nuragico. E lei non si è fermato per noi. Infatti, paradossalmente, comprese quelle letali per il nostro organismo, qua arrivano tutte, quindi Marco stavamo parlando, è presente anche sia a prova contraria in tutti i punti del nostro universo. Vista oggi. Metti le cinture. Cosa ne dici? Ti è piaciuto? Sì, bello, molto bello. Molto bene. Dove vamos? Parco naturale acquatico. Siamo pronti a seguire tutta la Qua, spiegazione. guarda. Sarà bello però. Facciamo anche il giro in trenino dopo. Sì. Carino. Puoi fare che diciamo solo dentro che si poteva fare. Vi potete accomodare. Io direi, se siete d'accordo, di organizzare La panca. Sopra la barca, la campa. benvenuti a tutti. Io mi chiamo Antonella, staremo un po' di tempo insieme. Lei lo vuole accarezzare? No. Vuole signora? Aspetti che le faccia fare le foto. Cosa aspetta? Un maschietto o una femminuccia? E allora deve tornare quando con la bimba, eh? Sì. Signora? No, grazie, come ricevuto. È sempre la stessa storia. Non è aggressivo. Insomma, non è... Il barbuto sorride. di muscolo. Le zampe sono come delle pinze, sono prensili, a 5 dita proprio come le nostre, prensili anche la coda. La utilizza come fosse una quinta zampa, quindi grazie anche alla coda lui riesce a spostarsi molto bene da un ramo all'altro del suo albero. Principalmente diamo noi da mangiare al camaleonte, mangia solo insetti, quindi noi per lui acquistiamo solo ed esclusivamente cibo vivo. Ah dai, che top. Ti sembrava. Vedete che appena scavato il tunnel, ho sospeso che sia per deporre le uova. Incrociamo le dita, sarebbe benissimo. All'interno di un'incubatrice per cercare di ritirare la giusta temperatura, perché devo per forza spostarle? Perché altrimenti potrebbero scambiarle per cibo e potrebbero mangiare. Allora andiamo a ricevere un bacio dalle carte con bambini. Confonde proprio con la vegetazione, non è che...
Bravissima. La bella manina, amore, che facciamo dopo. Guarda che sono le loro si vogliono ancora. Belle? Guarda colorate. Bravissima. Ale, vieni qua. Pronto? Vuoi anche tu fare il primo letto? Dai la manina, Ale. Vediamo le ragazzi come mangiano le come. Le dimensioni lo testimoniano. In realtà bambini c'è una colpevole. Indovinate chi è la colpevole? La sottoscritta. Ogni anno, signori, più o meno da 7 anni faccio ogni anno. Ho un sospeso, abbiamo il sospeso di anni della paternità. Questo è il simbolo. Ricorda tanto anche l'amantide religiosa, molte volte la confondete con lui. È un insetto del tutto innocuo. Cosa vuol dire? Che lui non ha alcun tipo di strumento per difendersi, ma generalmente quando si sente in pericolo, spaventato, insomma per scampare alle insidie e pericoli della natura, lui fa una cosa. Lo sta facendo anche adesso, aspettate. Ogni tanto lui... Insetto foglia secca, signora. Sembra una foglia secca. Sappiate che questa tartaruga dal 2006 non si può più detenere. Attento tesoro. Sappiate che se non si il piranha, perché in questo caso le dimensioni sono amplificate dal vetro, ma loro crescono tantissimo, loro sono agili, veloci e scattanti per la loro conformazione, vengono chiamati dollari d'argento. Tanti, quello del pugile, è luccicante, iridescente, come se avesse dei brillantini, ma non lo vedono. Vediamo? E fanno i furbi, si fanno vedere con del loro... La visita guidata si è conclusa, auguro a tutti voi buon proseguimento, buona giornata a tutti. No, ma quello lo sappiamo Appunto, già. però L'abbiamo più o meno visto. Facciamo uno e uno e buonanotte. Allora, cosa abbiamo Non ero qua? troppo convinto. Allora, pennette con gamberetti e zucchine. Zucchine. Sì. Queste le faccio io, questa mia. Prova un assaggio. Pomodorini, zucchine, Vuoi vedere la faccia? venite di Marconi, di noi. Quando siamo al mare no. Mangiabile. Buono. Da noi tutto ciò che non è definito polpetta. Com'è? La polpetta ci mette di tutto. Ani, com'è? Buona, buona anche questo. Buonissima. Maloreddos? Ma non rendo sulla carne di pecora. Devo di scialata. Sei felice di aver preso questo contorno salutare? Sei molto felice, guarda. Preferisco le patatine al forno. Grazie. Grazie. Anche te? Quanto mangi quella roba lì? Non pensavo io. Non mi chiesto. Verdura pastellata. Mi sembra molto prestante questo piatto, cosa dici? Ci piace. Ci piace, ci piace. perché Ci piace. Ma poi quello quanto non apposta. Perché è questione di farci. Ha più tutto. Vabbè. Se vuoi il calamaro. Calamaro? Com'è? Molto. E quindi passiamo ai voti. Allora, prezzo giusto per il menù pesce. Da 0 a 10? Da 0 a 10 un bel anche 8, dai, se lo meritano. Location è pure carino, per essere dentro un parco non è neanche male, ci piace. Servizio carine, sì, ci hanno accontentato, quindi direi nel complesso visitatelo e mangiate. 8 su 10. 8 su 10. Sei d'accordo? D'accordissimo. 8 su 10 sono d'accordissimo. Location 8. Servizio 8, menù 8, ottimo. Conto? Non lo sai perché ancora non è pagato. Conto quando arriva te lo dirò. sono partiti da casa così.
Spiaggia delle Bombarde. Come se niente fosse. Questo è d'Alghero? È un po' il mare sporco però. Un pochettino, sì. C'è scritto sotto. Questa è carina tanto. Vuoi farle foto? Ah, i bastioni di Alghero. Bastioni, sì. Questo è il vero. Questa è Bosa. Questo invece? Sono andati a mangiarci anche l'anno scorso. Sul tema, hai visto? Bella. Carros. Anche questo l'abbiamo visti. A parte quello lì di... Tu sei stato bene, io. Quello è bellissimo, scendi e non vedi un cazzo dove risalire. Chiedi Alberto. No, non ti dico dai che di Santo Con tutto il vino che si è bevuto. No, in giro in barchetta non lo devo fare. Direi. Almeno lo filmiamo se vuoi. Minchia. No, Garibaldi. Gigante. Dove lavorava a Franco? Oh. Io sto facendo Te lo ricordi, tutto marrone. Ah, sì, sì. Scorcio di Portocervo. È bello questo. Sì. E questo monte? Ah, questo è l'Imbara. Tanto via di questi, aspettiamo. Robby. Questo è quello lì è il coso di Calacolorizze. Ah, Giampiero. Devi trovare di casa semestre che ti abbia Rosmarino da rubare in un ramo. Su Tempiesu. Che bello la fonte sacra. Questo è Orgosolo, ecco le maschere. Il murales di Orgosolo, vedi, guarda, ne ho messo un piccolo serie. No, Orgosolo proprio è bello. Orgosolo è bello. Sì, anche niente da dire. Anche Orune quando siamo andati a Quarta Zappella. Sempre iniziamo dal 6 settembre. La prima è Bella che c'è a Milano qual è? Uomo? No. È il pelo per Roma. anche belle compatte, belle belle, sì. Un Mutteddu non è lontanissimo. Rumini. Di dove siamo venuti stamattina? Cosa c'è? La ricostruzione questa di come era. Doveva essere. Come in teoria era allora, adesso sono tutti pezzi di roba. Ma è ancora bello grossino. No, quello di Ciolo centrale c'è quasi tutto. No, Ah, sì. no, la parte centrale c'è. Sì, sì. Questo è quello che è qua vicino. Il castello. Sì. Meno male che c'è un po' d'aria. Tempio di Antas. No. Rumini Maggiore. Assomiglia molto. Il Fu Sant'Elia? Sant'Elia? Nei dettagli, ma sono fatte bene. Forse quando sei venuto tutti era solo queste cose qua da nere. Sì, solo le piazioni, normalissime. Oh, dai, alla fine siamo stati fortunati, Sì. meno male, guarda. Ma io avevo paura. Adesso lascialo fare, perché solo noi andiamo. Ok, ci siamo? Ci siamo. Pronti? Ma aspetta che... C'era tu il mio telefono, vero Tullio? No. Come no? Io Ci stai? Sì, sì, no. Io da prendere a casa ne quella è la giara di gesto che avevamo fatto nel disegnatore. Questi Antonio Tarros, ma non l'abbiamo mai visti noi. L'acquedotto. Ma forse è l'acquedotto ricostruito, dai. Facciamo tutti questi problemi che non si vede un pezzo un centimetro che non è abbronzato. Teatro di Nora. Vedi, queste se non le fai in barca non le vedi. No, infatti. È perché sono sul mare, capito? Porto Tramazzi. Porto ma penso di esserci stata. Cosa Gairo? Santa Maria Navarrete, sono andata a guardare la Calagonone. Andiamo quando c'è il Mario, perché l'Andrea non le aveva mai viste quelle grotte lì, io volevo fargliele vedere. Bue Marino? Perché sono belle. No, noi le avremmo già C'è anche il treno che ci aspetta, guarda. Hai visto? L'ho fatto dopo. E poi salire lì. Bello questo trenino.
quando torniamo indietro da qui facciamo la... Ci siete? Già bisogno già. Si è avvantaggiato però, Solo, poverino! Aspetta che Non ti preoccupare. Aspetta, sceglio! Devi stare attaccata con il pilastro, questa gomma. Ah no! 10 minuti e basta! Niente da dire. Giampiero ti sono preso. Che bello! No, le faccio la foto. Ma dopo veniamo a piedi, a €1 l'uno. L'anno 2000, quando c'è caldo? Per la vita, solo babbetto ma come la vacca? L'anno scorso. Ma quindi già siamo facciamo una penichella. Allora questo è... Un ricco non c'è un cazzo. Boh. Alberto, Qua c'è una telecamera, non rubate come fate voi sempre. Siamo stati attaccati spesso dai nemici stranieri, ma abbiamo sempre resistito con abilità e coraggio. La nostra società è suddivisa in classi sociali: la plebe, che costituisce la maggioranza della popolazione, i sacerdoti, che oltre a svolgere le mansioni di culto si occupano anche di medicina e di magia, e infine i nobili, grandi proprietari latifondisti e guerrieri. Abbiamo costruito i nostri nuraghi con imponenti torri di pietra che ci hanno permesso di difenderci dagli attacchi cartaginesi e romani. Andate alla prossima capanna che troverete più avanti, dove l'anziano del villaggio vi aspetta nella capanna delle assemblee del ferro tra il 1600 e il 500 a.C. I sacerdoti, che oltre a svolgere le mansioni di culto, si occupano anche di medicina e di magia. Dove si svolgono le riunioni degli anziani della nostra comunità. In questi luoghi vengono prese le decisioni sulla giustizia, sull'amministrazione degli affari e sulla politica. È di solito un grande edificio circolare con all'interno il vecchio torre, il simbolo del potere. Qui lo potete vedere al centro della sala. La nostra società è composta da famiglie che devono sottostare. Visto come l'ha fatta bella per la campagna? gusta.
Salve. Ben arrivati, sono Rara, la sacerdotessa del villaggio. Mamma mia.